Siamo con Titi Deida. Titi, descrivici questa nuova edizione della festa di Sant'Ignazio. Allora sì, quest'anno la nuova associazione Sant'Ignazio da Laconi ha organizzato i festeggiamenti di agosto per le date del 29, 30 e 31 prossimi venturi. Un'edizione diciamo ridotta rispetto ad altri anni, ma sicuramente ricca di appuntamenti. Alla festa canonica diciamo, aggiungiamo quest'anno anche una serata il 28 pomeriggio che si terrà in parrocchia, è un appuntamento che hanno voluto dedicare due artisti, un tenore lirico Andrea Pinna e un cantautore d'origine laconese che si chiama Maurizio Melis, che si esibiranno in un concerto di solidarietà in parrocchia alle 21:30 il giorno appunto 28. Il programma poi continuerà il 29 con diversi appuntamenti sia della nuova associazione che naturalmente quelli più prettamente religiosi che sono appunto strutturati in diverse giornate e per quanto riguarda i festeggiamenti civili il 29 avremo un gruppo musicale che suonerà nella piazza Marconi, si chiamano i Tasso Zero, faranno musica leggera adatta al più vasto pubblico diciamo. Per il giorno 30 abbiamo previsto una tombolata in piazza al pomeriggio e poi alla sera invece uno spettacolo di cabaret con Rocco Barbaro e Mario Zucca che speriamo appunto possano divertire il nostro pubblico. I due artisti si esibiranno nell'anfiteatro comunale. Il 30 infine, giornata conclusiva dei festeggiamenti di Sant'Ignazio, la nostra attenzione come associazione sarà dedicata particolarmente alla processione che vede protagonisti un nutrito numero di gruppi folcloristici che accompagneranno il nostro santo per le vie del paese e poi numerosissimi cavalieri, le confraternite e sicuramente la grande partecipazione popolare che solitamente caratterizza questa processione. I festeggiamenti appunto si concluderanno poi con una serata che invece è organizzata dall'amministrazione comunale che si terrà all'anfiteatro. Questo è quanto. La domenica chiuderemo i festeggiamenti essendo di domenica con una tombolata comunitaria in piazza. Grazie, Titi. A te.